Quindi vi lascio allo spettacolo di stasera con Rossella Fa alla voce, Giacomo Deiana alla chitarra, il pilastro della band Nicola Cosso al basso e Massimo Rossino alla batteria. Abbiamo detto tutto, buon divertimento, buona serata, buon lavoro a tutti. Buonasera. Ma voi ci sentite? Voi sentite bene quello che diciamo? Sì. Sicuri? Sì. Perché qui sul palco non se ne capisce niente. Andremo a memoria. Bravo Geli, questo giochetto che ha organizzato tutta la cosa, questo Simone. No, bravo ragazzi. Questa cosa che è la finale di questo Culture Festival a me mi ha messo un pensamento, cioè proprio un senso di responsabilità, come dire. C'è un paura. E siccome mi ha fatto venire un po' di paura, anche perché siamo a Mogoro, io sono di Masulla, se si sa che voi mogoresi a noi masullesi non ci potete vedere. No, lo dico a ragion veduta. Lo dico a ragion veduta, che ancora ci state rifacendo che la Madonna Gloriosa se ne è voluta andare a Masulla e voi ci state. Lo so per esperienza personale. Me l'avevano fatto studiare anche quando facevo il catechismo. Quindi sono un po' preoccupata e i miei musicisti cercavano di consolarmi prima, ma io sono molto preoccupata. E parlando di paura entriamo nel vivo dell'argomento di questo spettacolo. Le paure delle femmine. Grazie, un pochettino di ambiente di paura per favore. Un pochettino più ambiente di paura. Meno luce, intendo dire. Un po' più di paranoia, piatti, un suono di paura. Partiamo da una paura antica. Le femmine hanno sempre avuto questo problema di essere fiffone. O perlomeno questo è quello che gli è sempre stato detto. Sento già voci di donne che si ribellano, ragazze, fatevi sentire. Comunque, partiamo da un'antica paura, Iskogas. Cos'è? Io non so se qui a Novaro ci fossero Iskogas. C'erano o non c'erano? C'erano, ci sono ancora. Ci sono ancora. Scure di essere tua, non puoi sasseriare. Anzi andacene come nuova, se rienda un po' non ti impari a lavorare, va solo.
non ho paura dei ratti, però a Dudemmi in domo, che ne va che sa più lui. Quindi vabbè, telefono e gli dico guardi così e così, si è messo in piedi, è soffiato come un gatto, insomma la faccio breve. Sono arrivati i vigili del fuoco, perché sono venuti a quel punto, in 4. Uno entra il primo, che sembra una barzelletta, veramente sembra una barzelletta, ma è la pura verità. Entra il primo con una vanga. Ho detto, ma cioè, può sempre servire. Vabbè. Entra il secondo e c'aveva un estintore. E gli ho detto, scusi, cioè non ce n'è. Può sempre servire. Il terzo non c'aveva niente, però via mano a mano. Può sempre servire. Entra il quarto che si vedeva che era il capo. Poi da camminare poi spalla, no? 10. Entra, per la prima cosa che ha detto è signora, dove Topolino? No, povrimo che non è un topolino. Cioè si è narrato un anno che gli ho indicato la credenza di cucina perché era lì che si era fatto il nido. Si sono messi lì in 3 perché il capo stava fuori e dirigeva il traffico. La mia cucina è piccola, cioè mia sorella che lo può testimoniare, Daniele, la cucina è piccola, è piccola. Cioè la credenza, si sono messi in 3 lì dentro con la vanga che non si poteva manco girare quella vanga dell'anno via Manna. Insomma, io gli ho detto, e lì lo stanno, su bessi da fuori, si dice, una passata, mettono un marco, questo con sa vanga, perché era sa vanga, e lo ferma contro il muro. Mischino che ha fatto una pena, si vede come va bene, lo ferma contro il muro. Quello così. E lì ho capito il grande senso della vanga. Dopodiché arriva quello con l'estintore e gli ha detto non vorrà ammazzare a colpi di estintore che mi sporca tutta la cucina. No, aspetti signora, l'ha proprio estinto. Lo giuro, la verità. L'ha estinto così con l'estintore mentre quello lo teneva così. Una pena, l'ha congelato vivo. Shadà. Una pena con gli occhietti, no, una cosa terribile. Comunque, trasformato in un blocco di ghiaccio, lo caricano nella vanga e ti prende da dove sa vanga. Questa via mano poi si mano russo, il capo del vigile del fuoco la fette! No, era proprio un topone, no, fette fa. Sul ghiaccio. Comunque sia, nella canzone che vi facciamo adesso c'è raccontata un'altra storia, non è questa ve l'ho raccontata io. Per chi non la capisse, per favore si metta vicino a qualcuno che gliela traduca, oppure se non trova nessuno che gliela traduca, poi dopo può comprare il libro da noi con il disco dove ci sono le traduzioni in italiano e in inglese. Il brano che vi facciamo adesso si intitola Evidentemente ed è da pronunciare esattamente così, perché ce l'ha detto un ratto camericano. Attenzione a questa storia. Gesù
granito, quindi basta con Samora. Mi viene scrivita, tu usa legge, ma da mi mangia seria. Evidentemente sta gente che uscì, ma la nostra si dice sì. Evidentemente arrivo prima sarà la sua preziosità e soffica folclorica per questa città. Evidentemente, e non su San Basta si piace fare il coro. Forza Cagliari, Gesù chiamami a me trova. Budo prima nuova. Devo pensare rotto il vero. No, dico almeno ricordarmi l'elenco delle canzoni come le dobbiamo fare. Dimmelo con decisione, senza darmi opzioni, mentre sono sul palco. Cosa mi dici? O questo o quello. Dimmene una e boh. O no? I smasco dei punti qua, musicalmente devo mischini però. Non ci possiamo lamentare troppo. No, non ci possiamo lamentare troppo, perché per certe cose mischini maschi, veramente se non c'erano loro. Tipo per esempio quando ci sono i doppi a casa, va che sono una salvezza, o no? O un ragno, perché adesso per esempio voi mi vedete così con i guanti da cucina e il grembiule, perché non è che io sia fissata con le pulizie, diciamo ci tengo, perché la femmina, allora ragazzi, adesso maschi presenti, vi do una dritta importante per la vita familiare, per la pace familiare. Ci sono dei momenti in cui alla femmina gli prende questa cosa di fare pulizia, giusto? È vero? Ragazze, ammettetelo. Generalmente quando sentono vago destro le chimine in giro, no? Quel mettersi a fare le pulizie magari lo ammettiamo in maniera un po' nefrotica anche, però ci serve a ritrovare, come dire, un assetto, no? Quindi voi uomini sapete cosa dovete fare? Uscite. No? Vero, è vero che è così. Uscite, ma senza sentirvi esclusi. Senza sentirvi esclusi da niente. In quei momenti la femmina ha bisogno di riappropriarsi dello spazio, rimetterlo in ordine, perché rimettendo in ordine la casa si mette in ordine i pensieri. È giusto? Quindi uscite e non fate l'errore di rientrare prima che il pavimento sia asciutto. Se no avete proprio, cioè, è come se non foste mai usciti, anzi, fate peggio. Durante questi momenti di pulizie, quindi di ricerca interiore profonda, succede di avere incontri ravvicinati con inquilini non ben accetti in casa. Tipo per esempio a casa mia, io non lo so di voi, rumore di paranoia per favore. Mamma, a casa mia è pieno di quei ragnetti, quelli con il Sappa Santeras, Maria Farrancas, come li chiamate qui a Mogri? A Masulla se li chiamavamo, a qua Santeras, quelli col corpo piccolo piccolo e le zampe lunghe lunghe. Es tu ambiente amargura, da mi volta cerca, da chi sa dopo limpia sa mistura la svesai, rai e sto visgrada, meia mi gravedura, e non è su dalla rana, a fatto tu e a scove muro inizia vai, e a forro grande saremo, su brui mi stazia in aria che guarda per Lois, in mia su storia in crozzo
Casa tristura a casa, non si intendi su bravo, sa tristura non adopera Chanel. Arriva che una mano su stecchizza da sul gioco, s'anima tua non ci da vai, lacrima messo tristo, chi ne ha dato i vizi assediamo in dopo sua, chi ne amò variare non può di cantare, santo brai del suturu, santo brai del cantata, ma di misa grazia ti fai torrare sanata, santo nazito devo te, scusa mi posso brando, ma poi ci mi subi vizzini che sei tu in Susanna. Sant'Antonio, questa cosa vedi, Sant'Antonio, questa cosa cantata, santo brai, obrai sempre, scandere per tu, torna su monta qui, Sant'Antonio, questa cosa vedi, Sant'Antonio, questa cosa cantata, dopo 1000 esempi ma che non ne va brutta, con chi mi senta, dopo 1000 esempi ma che non ne va brutta, con chi mi senta. Un giorno sono andata in un ufficio del comune e ho detto guardi, ascolti, il nostro quartiere è pieno di blatte, funti 10 mandas a fare di cambara. Il tizio mi ha guardato e mi ha detto ma signora, le blatte non fanno male a nessuno. Gli ho detto povrimo la periplaneta americana, mi ha guardato 10, impressionato, mica mi ha detto no, guarda che mi venga da 10. Gli ho detto povrimo la periplaneta americana fa venire almeno 2 tipi di allergie brutte alle vie respiratorie. Mia sorella mi dicono poi io dico, poi ci ho riflettuto un attimo, ho detto mi sembra da vivo un gusto che è meschino, cioè chi era quello lì in quell'ufficio? Adesso analizziamo la situazione, chi era quello lì in quell'ufficio? Un uomo. Adesso non è per essere razzisti, attenzione, però io dico, gli uomini non ne hanno paura delle blatte, e tanto i tacci in un ufficio igiene e disinfestazione. In un ufficio igiene e disinfestazione ci deve si vuole una femmina. Siamo d'accordo? Negli uffici di igiene e disinfestazione dei comuni, ma cosa dico dei comuni? Delle regioni, degli stati dovrebbero metterci più femmine. Non dico meno maschi e più femmine, dico semplicemente più femmine. Così almeno si spenderebbero 2 soldi in più per la pulizia e 2 soldi in meno per gli armamenti. O no? Vedo che c'è gente che alla pulizia di casa ci tiene, che mi fa piacere. Nella canzone che vi facciamo adesso, che si intitola Discreta, si racconta del momento in cui è arrivata dalle lontane Americhe la periplaneta americana, la blatta rossa, e la blatta nera ha detto ma questa che ne diavolo, ma è da si è dovuto organizzare qualcosa per riuscire a mandarla via. Sentite che cosa è successo. Siamo una bretta niente, si discreta,
proprio solo femminile, ecco, tipo la morte. No. Cioè è sempre una preoccupazione un po' per tutti, no? Però si può prendere anche un attimino, cioè noi vi vorremmo far sentire una canzone che si intitola Cucurumbello e che stasera dedichiamo a Paolo Cruzzu. Che veniva a prendermi all'uscita dal collegio quando avevo 11 anni, a Razzo del San Vento, Sciadà. Quando abbiamo scritto questa canzone era perché qualcuno che era già passato dall'altra parte era tornato e mi aveva detto: ascolta, guarda, è molto più semplice di quanto non sembri. Adesso voi lì giù siete preoccupatissimi all'idea del trapasso, no? Però tranquilla, è tutto, cioè, è una cosa tranquilla. Ma stai scherzando? No, veramente. Vai e dillo anche agli altri, vai a dirlo a casa tua, ai tuoi amici, tranquillo. È molto più semplice di quanto non sembri e che da lì non si vede, capito? Per cui viene questa preoccupazione. Ma è soltanto, cioè, è una che cosa? Qui tranquillo. Comunque mi aveva messo un po' di tranquillità. E quindi abbiamo scritto questa canzone. Perché inizia a suonare tu, no? Perché è difficile parlare di queste cose, no? E allora non sai mai come cominciare e ti perdi il denaro. Sapessi commento finale e sono sia la serie dei parlare. No, non fa filosofia, ma oggi mi vita da pensare. Sapessi commento finale sa gente nella casa vita la savania un mancare su van ma quindi nada chi scrive fai su con questa attenzione non conosci te regione ma non da vita sta l'idea sapete